ciao Picciotte e Picciotti, live again from Sicily, and now we are in a beautiful town named Gangi. We are just in the heart of the Madonia area, and this town is so authentic. This is It's a little village. It's not a town. Yes, a small, Only 7,000 people live here. and it's very quiet until my arrival, of course. So please, don't speak loud. No, As always, I will try. don't scream. I will try. Let's go, Rosella. I'm passionate to show Ganji. So Ganji is full of narrow streets, and you can see the beautiful cobblestone. There are a lot of street pedestrians, and be ready to enjoy a beautiful view just there. This is the hometown of the Gonzalez family, and I know that in our beautiful community of Sicily lovers there are a lot of Sicilian from Gangi, so we would like to dedicate this live broadcast to all Sicily lovers all around the world from Gangi, and in particular to Roseanne and Julia Gonzalez. Now we can enjoy this beautiful walking tour. And come on, Janka. Where are you, Janka? I'm here. I'm reading the comments. So here is very cold. Ciao, ciao. We are freezing. No, Yes, no. yes, I'm freezing. Rosella always exaggerates. It's cold, but we are not freezing. So let me say hello to Tom, to Dan San Filippo. I read a comment. Dana Naples, if I'm getting wrong. She asked if the lanterns are gas lanterns. No, lights. They are the electric lights, the traditional electric light. And this is the best time to enjoy Gangi because it's not dark yet, but you can enjoy these beautiful lights. And so we decided to organize this live broadcast at this time. And Sicily is 4 p.m. more or less, if I'm not wrong. And here is also here Christmas time, so you can enjoy some Christmas lights as well. Let's go. Let's go, yeah. So this is the Mother Church. Let's go. Of the Mother Church. You can say that this is the back of the Mother Church. And Cammina, look cammina. at these beautiful tops. Yeah. Qua siamo wow di Gianca, no? Yes, c'è freddo. I'm very cold because we are very high. Oh, look at that. Look at the narrow street. Beautiful. So we are approaching the main square, right, Rosella? Yes, the Corso. In Sicily, the main street is the Corso. And of course, in the Corso, there is the Mother Church. This is so nice. Gangi is full of small shops.
dopo, Rosella, dopo, se no non si capisce più niente. Look at this beautiful fountain, Gianca. The fountain of the lion. This is a modern fountain Yeah. because this is a medieval village, But and now look at this beautiful face, Gianca. So the mother church is dedicated to San Niccolò di Bari. Vedi che sono pure in controluce. Vieni che ti porto in un bel posto, Gianca. È tutto in controluce, capito? Inquadriamo che ci sono pure le persone, sennò sembra un ghost town. Ciao, salutiamo. Siamo in diretta in America e in Canada. Ciao, ora torniamo comunque, facciamo vedere la chiesa. Facciamo vedere la chiesa, guarda che bello qua. Guarda che bello. Ma hai toccato la... Aspetta. Guys, look at the roof. They are amazing. If you hear some noise, it's because they are working, they are restoring a house. Okay guys, so this is the noise, because this is a very quiet village. Despite of Rosella's arrival. What do you think about this village? Rosella, where we are? Where you are? Guys, Ganji is really one of the most beautiful and discovered gems that we have in Sicily. This is so authentic. now you can scream because of the workers, and you speak very, very low. I don't know why, Rosella. You told me I have not to
screen, so that's why. You can talk loud because it's you can see the noise from the workers. They are restoring a building, a house. Let me Gianca. read the comments. Oh, guys, thank you for your comments. Rosella, could you do it because I have the wrong hand? They are loving this place. So we are we in the we are waiting for Roseanne and Julia Gonzalez. They are not watching this. but they can watch later. So again, we are in Gangi, in the heartland of Sicily, and if you have been following us for a while, you already know Gangi because I have been here last year Rosella, in I think October. this is the in August. wrong place to speak because I think they hear the noise. So it's better we change position, change the place. C'è troppo rumore. Ok, allora Faccio diciamo due cose faccio sulla un'ultima Chiesa inquadratura. Madre e così ci spostiamo. Racconta un po' la Ma storia. non qua, ci mettiamo là, ti ho detto. Allora. No, this way. Mettiamoci lì. Dove? Là. Allà. Ragazze, un saluto a tutti i nostri amici in America. Ok, hi. Don't be shy, non siate timide. Ok, cosa abbiamo Come vi dire? chiamate? Fate un augurio a tutti quanti che ci Ok, stanno I'm guardando. Laura. I'm Laura Swan. Laura? Laura Swan. Laura One, numero uno. Swan. Ah, Swan! Il cigno. Yes, Il cigno. Why Laura Swan? because my name is Laura and my surname is Cigno, which means Ah, proprio Cigno. in Cigno is English. your family name. Yes. Your last name. Yes, Cigno. even beautiful. I have that one. Swan in English. And you? I'm Eliana. Eliana, nice to meet you. Everybody's from Gangi? Siete tutti di Yes. Gangi? Ok. Do you want to say something about your hometown? Aspetta, facciamole presentare prima. I'm Juicy. Yes, Giusy, ciao. Hi, I'm Selene. Selene? Selene. Selene, ciao Many Selene. people are there. We have a community of 16,000 people following us. But now we are live. Now they are just I don't see quanto sono, perché io sono Orbo. But do you live in America? Solo 33 per adesso stanno seguendo la diretta, però adesso tra un po' tutti si ricollegano e la vedranno subito dopo. Volete dire qualcosa? She's very proud to tell us the history of Gangi and Non si something. sente? Perché ti sposti, mamma? No, Say something about your village. I think you are proud. Sei orgogliosa di Yes, I'm very essere. proud. This is a medieval village Yeah. and it's full of churches. There are 30 churches almost, 30. 30 churches. Yes. Mettiti vicino a loro, così li inquadro meglio. It's very small and it's very far from Palermo, for example, from the main cities of Sicily. So it's surrounded by trees and nature, and so everyone can walk inside a forest into the wild. So it's very beautiful. It's very nice. Because please remember that we are in the Madonia Nature Yes. Reserve. Yes. And I don't know what to say. Maybe if you think about Sicily, you may think about sea and ocean, maybe. But here we are very far. She's a celebrity now. And if you want, you can go skiing here.
in Piano Battaglia. Yeah. So we are not distant from a famous location where people in Sicily used to ski. Thank you for remembering this because nobody knows it. A lot of people think about Sicily. Oh, we are just a flat land with beaches, beautiful seascapes. out. Piano But we Battaglia. have also places where you can ski in Sicily. Obviously. Oh, yes. thank you. They are stopping working. No. Okay, thank you guys. Grazie a voi. Thank you for your you. English. Very good. Ragazze, un saluto. Bye. Ciao, ciao. Rosella, mettiamoci là così diciamo due cose sulla Chiesa Madre. Non vi preoccupate, siete state bravissime. Assettati. Signori, buonasera. Un saluto agli amici in America. Canada e in Australia. Salutate, salutate. Buon Natale a voi. Rosella, allora. Allora, sediamoci qua, io e tu, e switch. So now we can. I'm sorry because of the noise, because of the. Some people are working, are restoring a house, so it's difficult to understand what we are saying, and perhaps you didn't understand very well what this girl was saying. She said something important. So again, she was talking about how beautiful Ganji is. It's a medieval town, a medieval village, because it's actually only 7,000 people live here in Ganji. Ma perché non ci mettiamo al contrario? Mettiamoci wrong way, wrong way. Un risetto, ogni posto non ci piace. per Un fare naio questa risetto, I have no peace. Oh my god. No, but Today Gianca is really sta bandiera, this flag is useful for me to Assettati, assettati. Oh, I think this is better. Ok. You're too small. Okay, so Ganji, only 7,000 people live here in Ganji. It's one of the most beautiful medieval villages here in Sicily. As someone knows, we have a contest, a very popular contest in Italy. It's named Borgo dei Borghi. It means the best village of the all villages. And Ganji with G, Ganji was awarded as the best village in Italy, not in Sicily, in Italy, in 2014. So 6 years ago, Ganji took this important prize. This is important award, and those girls were talking about something important. So we are in the area, in one of the best areas in Sicily, a nature reserve called Madonie. It's a mountain chain with beautiful, beautiful peaks, beautiful mountains. We are in the province of Palermo, this is important. We are in the province of Palermo, but actually we are in the heart of Sicily. Yes. In the north. Vieni. Ok, qual è il nome della Best pagina? thing to do in Sicily. Hi again. She's asking which is our page name. Best Vieni, thing to vieni. do in Sicily. Best things to do in I'm Sicily. very shy. .com. No, you're good, very good. I'm very shy. So we were talking about the importance to be in this area. You can breathe fresh air. You can enjoy great food because we are in a beautiful natural area. And she said, we can also enjoy skiing in winter time because there are a lot of beautiful locations where people used to ski. And there are many restaurants here Yeah. where you can eat typical food. So not just cannoli, which is a typical dessert. It's a stereotype. Cannoli is a stereotype. Yes. Everybody knows cannoli, but they make eat, other traditional pastries and Yes, desserts. pasta, for example, or typical meat here. Yeah. So just come here and see with your eyes.
Thank you for this great advertising. She's a great. What's the name of the page? We're very curious about this. Best things to do in Sicily. Best Oh, things to it's do so in Sicily. big. It's so big to see. I don't know. It depends. It depends on the city. I used to say I don't. No, il nome della pagina è Best things to do in Sicily. Ah, okay. I didn't understand. I thought you were asking me that. No. Okay. Aspetta che ti switch perché sennò non si. Ma se vuoi te la puoi togliere la maschera se stiamo a distanza. No. Whatever. Eccola. Mi state ancora Sì. Hi again. Almeno ti I'm vediamo in Laura. faccia. I'm Laura again. Now our friends can understand what you're saying because it's difficult with the mask. Yeah, it's true. What can I say again? I'm getting fun because your friends are watching you. Yes, I know. I They know. are They shy. don't wanna, yes, they're shy. They don't want to talk in English. So tell me something about the lifestyle. What you usually do in Ganji, young people. Because our friends, No, okay. our followers used to ask, how do you live? What's your habit in Sicily, in particular in the small villages? Okay. So you are young. Yeah, I'm very young. Do you study here in Ganji? I study in Palermo, Oh, which is much a very beautiful city, but it is bigger Yeah. to Ganji. the capital of Sicily, of course. Yes. Anyway, here in Ganji we know each other because we are just 6,000, yeah. 6,000 people. So I don't know. In the evening, we usually meet here in this beautiful place, and we talk. We drink something, or for example, we go to Piano Battaglia in the afternoon. The location where we used to ski. Yes, in fact, I can ski very well, Oh. and also my friends. And I don't know, we just drink and go around because here there is no cinema or a theater, so it's quite a problem. But the beautiful thing is that we are very open people, so it's beautiful to talk each other and I don't know, just share this place. We are very simple people. This Guys, is I true. think Laura speaks English better than Rosella and me. No, I don't because I'm quite shy, so it's very difficult to me. No, you're very to good. talk. And there is a good reason to visit Ganji also in August, Yes. thanks to the beautiful festival Yes. that we have. Yes, in the summer we have many festivals. One of these is called Festa della Spiga, Yeah. which is so typical because I don't know what to explain. You celebrate the wheat. Yes, we Is the party dedicated to wheat. Yes, So exactly. agriculture in general, but wheat in particular. Yes, and we celebrate God and gods in general. Demetra, So Demetra, Core, and so on. Persephone, Persephone, her daughter. All of the gods. So they come here and with horses. This is a procession. Yes, with horses and Yeah. so on, and many animals. And there are so many people from all around Madonia and all around Sicily, so it's very nice. Laura, would you like to say something about this beautiful mother church? La chiesa di San Nicolò? Honestly. Okay, I need to go now. Okay, But don't worry. I don't know many information about this, honestly. This is the It's very typical. this is the most important church in the Ganji. most important church, and inside you can find the priests dead in the crypt. Yeah. Is the name? Yeah, yeah. Okay. So Catacombs. What's Just like a catacomb, catacombs. Yes, catacombs, exactly. And there are 50 priests, I think. And you should visit it, but I don't know, for example, the story of this church. I'm so sorry. Don't worry. It's typical. For example, when I talk with people of Palermo, they don't know Palermo actually. Yeah, I know, So I know. Maybe I know more things of Palermo than Ganji. I'm so sorry. Don't worry. Anyway, You are very, very good. Thank you. It was a pleasure. Thank you and We wish a Merry and sorry for Christmas. my English. no, you're great. Merry Christmas to you all. Merry Christmas to you. Ciao ragazze, tanti auguri e grazie ancora. Grazie davvero. Thank you. Simpaticissime. Ripetimi il nome. Best things to do in Sicily. Okay, thank you. Guys, this is Sicilianity. Only in Sicily you can find beautiful people, so funny, so, how do you say, authentic people. Grazie. Ciao. And if you
have been following us for a while, you can check our past live broadcast because I have been to Ganji last year in August, and you can enjoy the beautiful festival. And I made 3 live broadcasts, and so you can check them. August 2019, last year. I'm worried about the noise because I'm searching for the noise today. I don't know why, guys. I Perhaps give up today with you, Gianca. perhaps you're listening to the noise of water, of the fountain. Proviamo a entrare. Oh, bellissimo. Un saluto all'America. Grazie. So let's try to visit the mother church. No, but before the connection falls. About the church. Yeah. So before, guys, we try to visit the church, the mother church, but we are afraid about the connection. So before the connection falls, we say something about the church. Yeah. As you read, it's a church from the 1400, so very old church. Laura, this funny girl, told us that there is a crypt, there is a catacomb behind the ground, underground, where they, how do you say, there are collected about 50 bodies of priests, of medieval priests, because we are talking about skeletons of the medieval town. And inside there is the Gobo di Ganji Inside- masterpiece. Inside, we can find. You can see if you visit Ganji. There are many masterpieces. In particular, by the Zoppo di Ganji. Zoppo di Ganji, the cripple of Ganji, was a very famous artist, a famous painter who came from Ganji and made wonderful paintings all around Sicily. What else? I didn't mention the tower, for example. Yeah. So I didn't say nothing at all about Ganji. Ganji has a long heritage. Ganji, let's come back again, because I need to to show the tower. I can. No, Yes, it's okay. yeah. It's okay. So sorry. So Ganji, the building of Ganji dates back to the Norman period. So we are talking about, as always, about 1,000 years ago. During the 11th century, Ganji was built. Then it was, how do you say, conquered by other people. During the 1300, it was ruled by the counts of Geraci and then by the Ventimiglia, 2 important noble families in Sicily. And the Geraci family built this beautiful tower. So it doesn't belong to the church. It was built later, beside the church. And what else? I would like to visit the... Try to enter, yeah. So guys, if you lose our connection, or if our connection falls, don't worry, because we will go out immediately and start again. Let's try. Maybe this way.
over there. Andiamo là. Rossella, where we are And, going to? We are going to the other Belvedere, a beautiful Belvedere, overlooking the other side. So this face the Mount Etna. We are sorry because But today not is not so clear. And the other side, Let me show the sunset. Okay. and this is the main street, the Corso. Guys, if you have time, please check the live broadcast of the past year because it's beautiful. During this festival, there are more than 200 people wearing the gas dresses, and it's amazing. It's very cold here in Ganji. No, it's not true. We forgot to say that we are about 1,000 above the sea, meters above the sea level. Am I right, Bianca? 1,000 meters above the sea level? Yeah. Let me show again this beautiful view. Ah, this is so important, Rossella. Yes, this is the Palazzo Buongiorno. Aspetta. So the name is Palazzo Buongiorno. Oh, this is so important. This is an important evidence of the Masons in Sicily. Aspetta che switch perché sennò non si capisce niente. So do you know Masons? We had Masons. We have Masons in Sicily, and we had important Masons in Sicily. Buongiorno is one of the most important family here in Ganji, and I studied that he was connected to another important Mason in Naples, Raimondo di Sangro. Sorry, there is a car. Raimondo di Sangro is so important in Naples thanks to the Chiesa di San Severo. San Severo Church. That's so famous, so beautiful, in particular, thanks to the veiled Christ. Beautiful. The Christ, the statue of Christ, of Jesus Christ, after he was crucified, he lays down with a veil that covers his body and his face. And if you go to Naples, don't miss the opportunity to visit this church. And there are connections between Raimondo di Sangro, the person who made it possible, and Palazzo Buongiorno here in Ganji. They were both Masons. There are many esoteric symbols here in this palace. I'm sorry because it's closed now. It's not possible to visit the palace. But there are many masterpieces of the Sicilian art from the 1700. That's the period when the palace was built. And now, let's go ahead. Let's go ahead. So I showed you the landscape from this viewpoint. It looks to the west. Yes. Now we are going to the other Belvedere, the other point. promenade viewpoint where we can see the east. And perhaps tomorrow we will enjoy a spectacular sunrise. Yes.
Let's go. Maybe we can get up early in the morning. I love the walls of the houses. They are beautiful. Made by stone. This is the trattoria where I have the lunch with a beautiful Oh, view. look at that. They have a beautiful terrace and you can enjoy a spectacular view from there. Oh, this is the post office. I think this is the only modern building here in Ganji. I'm pretty sure this is from the period of Mussolini. Yeah, because of the arches. style. The arches. And you can do a lot of exercise here in Ganji because it's full of Up and down. up and down. So maybe Non ti spostare in continuazione, mi fa venire il mal di mare. Metti di qua e non ti muovere. perché ti vedo che ti muovi. No, io ti voglio inquadrare mentre cammini, ma tu mi fai confondere. The balconies. Oh, that's amazing. This is amazing, guys. Look at that. This is another palace, Palazzo Mocciaro. Built at the end of the 19th century. So, do you realize how beautiful the color of stone is at the sunset? Everything becomes yellow, red, Yeah. and it's amazing. Everything is built by stone and is carved in the stone. Guys, I think that Ganji is one of the must-see locations. Oh, of Roseanne is watching us. Yes, I know. Ciao, Roseanne, and ciao, You're Giulia. on town. And so, if you are planning a trip to Sicily, please take your time. Choose Sicily for at least 10 days because you need to spend at least 2 days in the Madonia area because there are a lot of beautiful villages to visit. And each corner is amazing. This is another church. Aspetta. Oh, Gianca, look over there, the balcony is so creative. And this is another small church with a small square. It's named Piazzetta San Giovanni because it's a small square, and so piazza for the main square, and piazzetta like this, Piazzetta San Giovanni for the small square. And look at this corner. I'm speechless. I love Ganji. A cozy but, how do you say, tiny but beautiful corner. Yeah. And each corner, believe me, it's beautiful here in Ganji. I really enjoyed my visit, my first visit to Ganji last year. Wow, Janka, this is good for you. Do you want to jump over there? I think that it's No, I can do it. Whoop, look at that. My foot is bigger than the steps. Wow. So beautiful. Do you want my help, Janka? No, I can do it. Rosella,
so peaceful, so beautiful, so nice. I think it should be a must-see location here in Sicily. But as we always say, it's difficult to combine everything, to include everything in a tour of Sicily. There are too many things to do in Sicily and so many places to visit in Sicily. Oh, un bello panificio. Vuoi entrare un attimo o facciamo vedere il pane da lontano, manco per entrare? Traditional bread. Beautiful. Chi su questa macchina gialla passa in continuazione, praticamente è tipo taxi di Gangi. Another beautiful corner. Oh, that's amazing. Oh, there is a presepe, so I want to visit. Aspetta, guarda che bello qua. Anche da questo lato dovresti. È inutile che avammucciate perché vi pigliai già. Non vi preoccupate, siete solo in diretta in America e in Canada. Non ce n'è problemi. Non ce n'è problemi. Allora, let's try to visit the church. Yes, the presepe. Ok. Mettiti la mascherina. Evidentemente prima dovremmo misurare la terza però. Sì, ok. E lasciare anche un nominativo e un recapitolo. Siamo in diretta, siamo. Non avevo... facciamolo vedere soltanto da fuori allora, dai. Facciamolo vedere da fuori perché sennò... Grazie. So, look at that. Wonderful. Grazie ragazzi. Buona giornata. Ciao, grazie. Allora, This is the Chiesa dell'Abbadia, another church. so from 1796? No, it's from 1366. And then rebuilt in 1738. Oh, Ganji boasts a lot of heritage. Yes. Are you flying? Yes, I'm very cold. Don't fly. Oh, look at that. Yes. Foggy, really foggy. Look at that. Wow. And of course another church. No. Let me go there. I'm so curious. I'm attracted by the clouds. I don't know why. Wow. Wow. Can you see the blackbirds over there? So, this is the other view. So, we are watching to the west now. I'm very sorry because in normal situation we can see Mount Etna from this place. And why? That's the west. That's the east. Rosella, don't be wrong. This is the west. No, this is the east. I'm always This right. is the east. This is the east. So Mount Etna is over the clouds. Normally, you can see Mount Etna, the highest volcano in Europe, and we are so proud of Mount Etna. Mount Etna gives us a lot of energy. Perhaps that's why Sicilian people are so strong. So strong. We are proud to be Sicilian, guys. So let's switch again because this is a beautiful corner. Sorry. Look at that.
Bones. Mi viene di dire un bello proverbio in siciliano. Un freddo ti già senta all'ossa. Sì, ma perché parli sempre quando non sei inquadrata? Ora devi parlare. Un fritto che c'è, sta facendo un tall'ossa. Meno male che c'hai una bella felpa di Sicily Lover che mi protegge e mi messo un bello cappuccio. So it's very cold here and we have a proverb when it's very cold. Un freddo ti già sente all'ossa. It means the cold temperature get inside Your body. your body Till the bones. the bones. Ma freddo. But I'm very lucky because I have this beautiful This beautiful lady protects you. yes. And So now you got the superpowers. and, Just like an hero. and I have also the beautiful Sicily Lover flag to spread Sicilianity all around the world. Do this way. So you can fly with the just like Superman. Ooh. I think that the other Sicilian people think that I'm crazy. No, you are crazy. They don't think it. They know it. But I'm happy to spread the love for Sicily all around the world, to spread positive vibes, and because we are living so crazy times, and my mission is to bring Sicily to you. And what about your mission, Gianca? I think Do we you have an a mission in we have your an life? appointment. We have an appointment. Don't forget it, Rosella. Yes, we have an important Let me say that, as you know, now we are talking about the Sicily Lover project, and now we are going to meet a special person. He's a very funny guy. He's a very young guy, but so popular in the entire country. Aspettate che vi salutiamo. Salutate e fate gli auguri a tutto il mondo. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Auguri. Allora, vieni qua. So, I was talking about a special person we are going to meet now in a few minutes. He's very popular in the entire country, not only in Gangi or in Sicily. His name is Fabrizio Fazio. Yes. Perhaps someone already knows it. I don't want to say nothing. Just keep the secret. We can say that he produces something. Masterpiece. Yeah, he produces something amazing, and some great musicians in Italy use him or his masterpieces. Sorry for my English. This cold temperature are paralyzing my Già l'aveva mouth. buono ci rivedo, già ora Squaglio. Let's go. I'm always in complaint with Gianca. Buonasera. Buonasera. Lei sa tutte le lingue. Ma lei cucciolice che io saccio tutte le lingue. Perché io voglio parlare? Ma io mroglio, non è vero che Una conosco. volta tedesco, una volta italiano, una volta Ma quando mai? americano, No! facevo finta. Noi ci facciamo finta. Allora, il bello sa qual è? Che ci sono i cristiani che hanno italiano dall'America. Ma sono cristiani siciliani. Volevo fare un bello saluto agli amici siciliani che sono in America. È in Canada. E in Canada pure. E io che ci ha fatto a salutarlo? In siciliano. Arrivederci, grazie. Auguri, ci faceste l'auguri. Auguri di buon Natale. Grazie anche a lei. Che ci posso dire? Ciao. Fanno morire i cristiani. Non ne vai, Rosella? Non ne si? Che curano. Ciao. So beautiful.
what do you think about Ganji? Rosella, I don't find my glasses. Can you read the comments? Write in the comments. You are lost without me, Gianca. No, I got it, but... Give me the camera. Okay, that's the glasses. So we have a lot of Sicily lovers watching us. Roseanne, Francis. Roseanne, are you happy about your hometown? Are you excited? Nerina, buongiorno, da rispigliarsi dopo a Vancouver. Talia che vedo Gianca, ci rivedo, c'è ghiaccio fa un freddo, Nerina. Allora, Rosella mi sta squagliando, ci rivedo. Perché parla sempre e io sogno confuso. I'm getting confused. Ciao Gloria, ciao Donna, ciao John. Guys, we love you. You are the reason why we are so happy. Spread the love for I Sicily. got the power. This is so amazing, guys. We can wait to host you. We can wait to hug you again, to show. Look at the map, the plant of Ganji. So, you didn't realize, because we didn't mention it, this is the top of a mountain. And it's wonderful how they built it on a mountain. It's difficult to understand, but it's very, very, how do you say, just like a labyrinth, just like a maze. It's correct? Maze? Labyrinth? Yeah? And it's full of narrow streets. Era questo il posto dolce che Guarda che bello. Infatti non so detto. Mi senti? Stefano, mi senti? Buonasera. Buonasera. Stefano, mi senti? Dimmi pure. Possiamo entrare fino a là per vedere quanto problema. Aspetta che chiamo subito mia madre, ok? Aspetta che chiamo mia madre. Aspetta che chiamo mia madre. Ok? Ciao, ciao. Buonasera, prego. se Buonasera, buonasera. vuoi- Scusa, io faccio una chiamata al volo. Siamo in diretta. Americani. Siamo in diretta con l'America. No, prego, anzi è un piacere per loro. Loro queste cose vogliono. Guarda che meraviglia. Io ho un sacco di parenti in America. Ora li salutiamo allora. Questo è il... Qua cade Gianca, cade. lo so, ci provo. Purtroppo è un problema. This is the paradise, guys. This is Gianca's paradise. So they have also the traditional pasta with the ancient wheat. This is from Termini Imerese, Cuccagna. Ah, cucca. Ecco qua. Here we are again. So this is a beautiful shop where you can enjoy torrone made with Sicilian almonds. Of course. Vuoi salutare qualcuno in America? Sì, voglio salutare i miei zii, Frank, Ninetta, tutti, un bacio allo zio Gio, alla zia Maria, un bacio a tutti e buon Natale in America. Dove vivono? Non mi ricordo di preciso. New Jersey? Sì, forse sì, non ricordo. A Clifton, ecco. a Clifton. Sì. Un bacio a tutti. So, if you know this girl, greetings from Ganji. And best wishes. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ma- No, tranquilla. It's ok. Oh, che bello.
che meraviglia. Oh, look at the Christmas lights. So beautiful. Allora, andiamo da Fabrizio. Guarda qua. Stai ferma? Bella, bellissima. And auguri. Can you read? Auguri. Oh, Oh, for us. silenzio. Wow. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Oh, what a beautiful sound. Did you hear the bells? I think so. I think so. What a beautiful narrow street. And this is still the Corso? This is the Corso. Yes, the second part. Oh. Just a window to the west of Sicily. Palermo, the capital is over there. No. Allora, vediamo se Fabrizio è pronto. Ok. Gian Mercurio, this is dedicated to you. This is your narrow street here in Gangi. Via Mercurio. Uncle John, ciao. Here we are. Fabrizio is waiting for us. Fabrizio is ready. Buongiorno, anzi buonasera Fabrizio. Salve! Allora, da dove iniziamo? Facciamo, intanto lo presentiamo. Sì. Vai, mettiti la mascherina e così lo presentiamo, dai. Come faccio a parlare con la mascherina? Si capisce, se ti metti dentro si capisce, dai. So Fabrizio
is a wonderful artisan here in Sicily. It's better. Metti di qua, ecco, here. metti di qua. Fabrizio is a wonderful artisan here in Sicily, and we can wait to see how he produces this beautiful Drums. masterpiece. They are excellent drums, and as I said, there are many famous, popular Italian musicians who use the drums made by Fabrizio. I know Biagio Antonacci. In the world. In the world, everybody in Italy use Fabrizio's drums, and Fabrizio makes his drums with his hands, so they are handmade drums. Giusto? Tutto a mano. Tutto a mano. Il maestro del tamburo. In persona. Fabrizio, tu sei di Gangi? Sì, questo è il Sei mio, nato a il Gangi? mio paese, la mia casa, la mia vita, quindi nel centro storico. Fabrizio is a proud native Gangitano? Gangitano. Gangitano. So people from Gangi are named Gangitani. So Fabrizio is a proud Gangitano. He was born here in Gangi. He lives here in Gangi and makes his masterpieces here in Gangi. So this is his laboratory where he makes these beautiful works. Now I'm gonna show something. Facciamo vedere un po' qualcosa, una Sì. piccola panoramica. Questi sono i miei figli, i miei tamburi. Fabrizio Sons. Fabrizio Creations. Oh, look at that. This is huge. È enorme questo tamburo. Questo ha un nome. Un metro. Ha un nome particolare? Questo è il tamburo più grande che si possa realizzare con la pergamena di capra. Più grande di 1 metro non si può fare. Allora, no, tieni per favore. Perché sennò non si capisce. Possiamo fare un po' di spazio. So look at that, guys. This is bigger than me. Al metro. 1 meter diameter. And we have also other different, not only drums, but tamburi, quelli per Nelle processioni, nei sbandieratori. They use this drum during the processions, the festivals. religious events, Sì, nelle palate medievali, the medieval parades, the nelle palate militari. military parades, the band of the town of Gangi used, of course, the Fabrizio's drums. So it's a honor for us to be here in Gangi with Fabrizio, because it's as I said, this is not only a simple drum maker. He is world famous. In particular, many Italian musicians use his drums because of the particular sound. Hanno un suono unico. Sono dei pezzi unici, come Sono se dei fossero dei pezzi. figli. He says they are his sons. Si fanno tutti in un modo, ma sono tutti diversi. They are all different. They make a different sound, and they are handmade. That's the most important thing. And qual è la caratteristica principale di questi tamburi? Se tu vorresti dire a qualcuno che non ti conosce, come li definisci questi tamburi? Il primo membranofono al mondo, il primo mezzo di comunicazione che adesso c'è l'ultimo iPhone che è uscito la settimana scorsa. Io ho fatto un passo indietro di 8.000 anni e vado a recuperare il primo strumento a percussione dopo la voce al mondo. Negli antichi boschi dell'antica Mesopotamia, la prima sacerdotessa sumera di nome Liput Shau, nei rituali di guarigione, questo sciamanesimo, questa musicoterapia che adesso si usa tantissimo, serviva ad emanare queste antiche vibrazioni, che sarebbe il famosissimo sentete nell'attuale Sicilia. Prima c'era questo antico ritmo di tamburo, venite che è ora di pranzo, c'è una guarigione, dipende dal ritmo che si emanava col tamburo, la gente
là a 2-3 km di distanza si avvicinava nel luogo dove c'era il tamburo. Fammi tradurre ora. I have to translate. And he says, enjoy the translation because it's so long. So, Rosella, he said, this is the first communication device. He was joking, he was talking about the new iPhone. So, he was in advance of 8,000 years. Let the car pass. You are beautiful with the Christmas lights, Gianca. So the first device to communicate was the drum. It has, of course, other important features. He was talking about the Sumeri people who use these drums to... tu hai parlato della tradizione sumera per fare... Ricordano perché mi sono perso? Rituale di guarigione, musicoterapia e comunicare nel bosco l'evento che c'era in quel momento. I got lost. So he said during the period of the Sumeri, the people who lived in the Mesopotamia, they used drums to cure people. So drums have also a healthy feature. A therapy, yes. A therapy feature. And in Sicily, of course, it was so important to gather people during the important events. But now let's talk about how he makes his drums. Vediamo come li fai. Iniziamo dalla struttura di legno. L'antico telaio del grano, dove si mieteva il chicco del grano, una volta danneggiata la rete si recuperava l'anima, non si buttava, si recuperava la pergamena dalla capra che veniva separata per essere mangiata, quindi evidentemente commestibile. Quindi noi manca il pesce, siamo in montagna, abbiamo la capra, quindi sfruttiamo la capra, mettendo insieme questi due elementi naturalissimi. La pelle di capra lavorata con la calcedrata, la cenere si disinfettava, anche i vestiti, i nostri nonni, l'aglio al limone, la petrapomice, sgrassandola dietro, si porta uno spessore tanto quanto soffia il vento. Bellissimo. Il tamburo deve vibrare. Bellissimo. E quindi mettendolo insieme a queste due anime che andrebbero perse si realizza il primo strumento al mondo, questi suoni di 8000 anni. Il faggio e la pelle. Adesso chiudiamo questo genere. Fammi tradurre. A summary, just a summary. So, just a recap. He uses only raw materials like wood and the skin of goat, la capra. Perché ti metti? Ganji is very crowded today. It's unbelievable. Ci sono un sacco di macchine oggi che stiamo facendo. Because they know about us. No, maybe. because it's Christmas time and a lot of people came back to Ganji to stay with their relatives. Un sacco di persone vivono fuori e sono tornate. Ci sono tanti emigrati. Se io sono l'unico che sono rimasto qua. There are many emigrants, and Fabrizio says he's one of the few who didn't leave Ganji. So Ganji now is crowded. You are seeing a lot of cars because a lot of people living in Milan and Rome they came back to stay in Ganji for Christmas time. So Fabrizio was talking about the way he makes drums. He only makes another car, incredible. Don't worry, A Gianca. procession of cars. So he uses goat skin and the structure of the sifter. Come si chiama quello il setaccio? How do you say, Rosella? In Siciliano Ukrivo. In Sicilian krivo, of course. Yes, sifter. So, do you know when we used to clean the separate, flour. to sift flour? Yeah. Okay, we use Il grano, a round structure. That's the result, because it doesn't throw anything out. Non si etta niente. We recycle everything, so he recycles the structure of the sifter, and
that's the base, the starting point of the drum. Then he makes something special, I think. Tu bagni la pelle della capra, La pelle giusto? di capra una volta essiccata al sole diventa rigida. Per poterla poi modellare nell'antico talaglio si deve mettere a bagno per un'oretta, come abbiamo già fatto, in acqua trasparente, in maniera tale che diventa bella morbida da poterla incollare e ancorare. Quindi la pelle di capra prende qualsiasi forma una volta che si è bagnati. Potrei fare anche a te, ti intreccio e diventa, poi si blocca bagnato in quella posizione. Quando si asciuga la pelle non rotera, non si apre più, quindi prende in questo caso la posizione della profondità del talaglio. Fammelo dire e poi ti giuro che non ti interrompo più. This is the last time I stop him, so I have to translate. He used the gut skin. First he separate the skin from the flesh of the animal. Then he dries the skin. But of course, when the skin is dry, it's Hard to work. It's hard to work. So he has to Wet. soften, to wet the skin. He put the skin in a jar with water, clean water of Ganji, l'acqua di Ganji. L'acqua di Ganji, le capre di Ganji. Only water of Ganji and goats of Ganji. And then it's time to shape the skin into a round shape, into the drum. E adesso siamo pronti, and now we are ready to see how it happens, how it works. Siamo pronti. Adesso chiudiamo un cerchio a una misura che la capoccia mi dice a 35, quindi chiudiamo il tamburo a 35 cm, che è una misura molto usata. Perché non mi dai il camerino intanto? Infatti, Però penso io non qua. si vede. Vai. La colla si usava prima la colla di coniglio, quindi la colla vinile che esiste da una vita. Adesso c'è quella sintetica, ma quella di coniglio esiste pure, solo che fa un po' di puzza, si deve impastare, poi asciuga, insomma. Aspetta che lo traduco. So he uses a particular glue. It's a rabbit glue, and he says it's the how do you say The oldest one. the parent of the vinylic glue. Prima della colla vinilica esisteva la colla di coniglio. Molto forte e resistente, quindi noi andiamo a usare la stessa tecnica con un'altra colla molto più forte, ma se mi fate arrabbiare possiamo usare anche quella di coniglio, esiste. Can I have some clue to close Janka's mouth? Janka's mouth. Mouth. Janka's mouth. It's difficult to close Janka's mouth. Oh, look at that, look at that. Ci aiutiamo con delle pinze, evidentemente. Is using a press. Quando è iniziato, Fabrizio? Allora, ho quella bellissima foto che tutto comincia da quella foto, quindi avevo l'età di 4 anni all'incirca e anziché giocare con le palle o il triciclo, questo inizio di percuotere, quindi questa percussione dal primo tamburo di plastica regalatomi da qualche mio zio e da mio padre, adesso ho 32 anni, il 25 dicembre 33, mi ritrovo con una miriade di tamburi fatti miei, quindi significa che si ci deve nascere con questo. Bravo. So Fabrizio is a natural born drums maker. He said he has 33 years old and he's been working on drums since he was 4. Only 4 years. You can see the picture. Just a baby. He was just a baby when he made his first drum. Tutto comincia da lì. This is Fabrizio. Quella foto è scaduta ormai. Tarissero, cioè, i capiti tarissaro. Hai capito? Pure di colore diverso. Certo.
Allora, of course, we will involve Fabrizio in our project. Yes, because Fabrizio is one of the people who deserves to be popular, to be famous in around the world, because he preserves the authentic tradition to make the traditional drums here in Sicily. And we are involving Fabrizio in our Sicily Lovers project. Right, Rosella? yes, because our mission is also to preserve the authentic Sicilian culture and the traditions, of course. Fabrizio esporta in tutto il mondo comunque, già, Sì, giusto? in tutto il mondo. Uno dei primi tamburi che ho fatto è stato a Melbourne, 15 anni fa. Ah, E mi ricordo che è rimasto un mese in quarantena per il discorso della pelle naturale, quindi perché potevo sì, portare sì, malattie, sì, ma sì, la sì, pelle è sì, lavoratissima. sì. Mi ricordo che era fermo in dogana per un mese. Rosella, would you like to show the Maranzano in the meantime? I think that you already know this item because every time Galarrone. Gianca Galarrone, sing it. Galarrone, Maranzano o scacciapensieri in italiano. Perfetto. Qua ci siamo. Guarda qua Rosella, guarda che ha fatto. Questo ora sta sotto pressa per tutta la notte, ma in 2 ore potrebbe essere già pronto. Ma noi diamo tutto il tempo per pane che deve lievitare con calma. Ci diamo il tempo di incollarsi con calma. Ma almeno 2 ore, so it Sì, takes 2 ore, la colla è fortissima, non c'è bisogno di mettere i chiodi. Adesso troveremo il risultato con questo pressato stamattina, quindi Aspetta che mi metto di nuovo là perché ho paura per la connessione internet. So this is the result. He made this job this morning, so this is the result after at least a couple of hours waiting the glue to be solid. And strong, of course. hai visto che funziona. Questo serve ad non intaccare il cerchio, quindi si intacca questo che poi si butta, non interessa non intaccare quella parte, la parte interna è quella che si incolla. It saves the wood. Sì. It's not a broken part, it's a... Con le rimanenze dei pezzi di cerchio tutto si usa, tutto si utilizza, niente si butta. nothing to the garbage. Use everything. Ciao, Uncle John. Sure. Will you take me there next year? Hopeful. Of course. We can wait to add all you Sicily lovers. And I read a comment asking for us how they can contact us. Visit our website, bestthingstodoinsicily.com, and book your tour of Sicily with us. Vi aspettiamo numerosi. Fabrizio waits for you. Viva la capra! Fabrizio and everybody looks forward to meeting you. We will help you plan a trip of a lifetime. A trip back to the homeland of your ancestors. Guarda qua. Abbiamo messo i rinforzi interni con la colla, come vedete non c'è nessun chiodo, quindi la colla fa una presa molto forte, serve a irrigidire. Se facciamo forza ci vuole proprio una forza incredibile per potersi rompere, quindi i tamburi sono leggeri e molto resistenti. Poi col flex verrà tutto pulito, sistemato e si porta a questa soluzione qua. Aspetta, lo diciamo che sono leggeri e resistenti. So they are very resistant and very light because it doesn't use any iron, no scrap, nothing at all, only glue. That's why
it's very, very soft, very light, but also very resistant. Se poi vogliamo inserire i dischetti realizzati dalla latta di pomodoro da 4 kg e 100 grammi per essere esatti, Io so che tu usi, aspetta, La Buitoni. La Buitoni, l'ho visto nel video. bravo. So, this is so important. Let me say something about this. Look at that. Can you hear the sound? So, they come from the can. Better I go this way. I took my mask out. Yes. They come from the can of the tomato sauce. Only one particular can. Mezzo chilo? 4 kg e 100 grammi. Oh, 4 kg. 4 kilos. So I don't know in pounds. Rosella, help No, me. no, no, no. I don't ask this. 1 kilo. No, for 4 kilos. 4 kilo tomato sauce can, and he takes the aluminium, the can, and he makes those particular discs that they produce. They make a beautiful sound. Perché si usa questo? Intanto per antico riciclo, perché la latta arriva in Italia fino a 800 con nome di tonnara, che conteneva il tonno. Il tonno. Quindi i contadini, una volta che separavano la pelle dalla capra ed era gratis, l'antico telaio dalla rete rotta, si ricavava l'anima e si buttava la rete, si amalgamava con la pelle e tagliando i pezzettini di latta di tonno, adesso il tonno non c'è più ma abbiamo quest'altra azienda che a me non interessa, mi interessa la latta, tagliando questi dischetti, riscaldandoli che diventano forgiati, si battevano il ceppo di quercia col martello a palla, poi eventualmente ne prendiamo uno e lo facciamo vedere, tutto battuto come le antiche pentole di rame dove si realizzava il caglio, la cagliata. Questo fa sì che ogni piattello rispetto all'altro hanno dei suoni diversi, un'armonia e si ricicla, non c'è bisogno di spendere tantissimo. quindi- Bravissimo, bravissimo. So he says, it's a good balance. So I stay outside and you film inside. Yeah. So he says, he recycles everything, in particular the tomato sauce can. And since all pieces are different, they make a different sound, and you can create an harmony between different notes, between different sounds. And let's go ahead. Facciamo adesso vedere come si mette praticamente la pelle, giusto? Sì, allora prima della pelle se dobbiamo misurare la quantità dei piattelli. In questo caso si fa la famosa formula del pi greco, l'unica cosa che della scuola mi hanno insegnato, perché le altre cose poi è stato tempo perso, quindi il famoso 3 diametro per 3 14 diviso sempre un conto pari, mai diviso un conto dispari, altrimenti non verrà mai verticalmente all'impugnatura la testa del tamburo. Quindi in questo caso noi metteremo una coppia di piattelli ogni finestra, quindi io vorrei fare diametro, quindi 35,2 per 3 14 diviso 8, l'ottavo buco è l'impugnatura, gli altri 7 contenendo una coppia di piattelli ogni fila, 7 per 2 14. Adesso facciamo, ci vediamo con la calcolatrice perché giustamente quindi 35,2. So he talks about a very funny formula. 13,8. He considers the diameter, he divides in the pi greco, and he realizes how many holes he has to make to add the discs, the aluminium, the metal discs. So it's a very, very strange formula calculation to make this decision. That's so important. Depends on the diameter of the drum, first of all. Facendo così l'ultimo accenno viene 13,8, quindi ci vediamo una volta che facciamo le finestre con una fresa, un trapano alla colonna, cosa che faccio sopra, il cerchio verrà tutto pulito, tutto flexato, pulito, smerigliato, carteggiato,
si passa un po' di impregnante per dare un po' di colore e aiutarlo a proteggersi dagli agenti atmosferici. Il cerchio, che ora vi faccio vedere, questo è il cerchio finito, This is the final result. con le finestre che contengono i piattelli. Al suo centro il fil di ferro poi servirà per tenere agganciato i piattelli, e in una delle due punte, in questo caso la punta più grezza, andiamo a mettere la pelle. Adesso fisseremo la pelle. La pelle, il tavolo è rotondo, c'è un motivo: la pelle non è che si fissa in un punto ad X, serve la costellazione. Quindi la pelle di capra prima si fisserà a nord, poi io giro e me ne vado a sud, la tiro e la fisso, poi a est, poi a ovest e poi a centro, nei 4 lati che ho formato in un cerchio. Aspetta che traduce un poco, se no si perde che a nord e ovest. So it's incredible how he considers the astronomic points to fix the goat skin to the structure of the drum. He starts from the North Pole, then he takes how do you say A circle? clockwork motion, so to the east, then to the south, then to the west, and then to the center. So it's an accurate movement, not a casual movement. So from the North Pole to the south, and then to the center. And Let's go ahead. also the table is round. And also he said he uses a round table because he cannot do otherwise. Let's switch on him. Questo fa sì che la pelle prenda la stessa forma in questo caso del cerchio, senza avere delle rughe nel momento che si fissa, quindi verrà tutta limpida perfettamente. Io faccio l'arte è poi questa, sono bravo anch'io perché è una vita che mi faccio i complimenti anche perché è una vita che li faccio, non è che sono arrivato ora. Quindi il primo l'ho sbagliato, il secondo pure, fino ad avere dei prodotti altamente di qualità. Si può sempre sbagliare, ma ormai in Sicilia una botta ce l'ha dentro. Quindi adesso prenderemo la pelle di capra. He's very proud. He's very proud of his job. He says his works are very good because he can, after a long experience, a long career, because he started working when he was 4 years old. Un attimo. He says that it's very good to avoid any lines. I don't know if lines is the correct word. Just like lines of age. Just like this. Just like this, lines in the skin. So it's very good to spread, to extend the skin till it covers perfectly all the shape, all the round shape of the drums. Prego. Sorry, I have a question. Che legno usa per il cerchio? Faggio. Faggio. Abbiamo tantissimi boschi di faggio, tutta la legna che è vecchia, che viene tagliata e verrebbe danneggiata. Andiamo a questo legno stagionato, andiamo a bagnarlo, a rotearlo nelle forme e abbiamo i cerchi, poi si incollano, abbiamo visto. Ok, so Beech tree. bleach. Beech tree. Ah, beech tree is a faggio in Italian. I didn't know. Beech tree. That's the wood he uses to make drums. Allora, la pelle di capra è diventata morbida, l'abbiamo messa in acqua trasparente. Let me say, he put the skin into the water to soften the skin, and now he's ready to be modern. Infatti si Yeah, sente un po' to shape. di odore perché la pelle è come se ritorna, è stata già lavorata, ma un po' di odore ci deve essere. Questa puzza artigianale che fa bene al petto. Quindi... It smells now again as the original smell, as the original animal smell, because it's wet now. But lo perderà comunque. Certo, no, una volta che la pelle si asciuga non succede, si toglierà poi. No? When the skin, of course, is dry again, it will lose again the this bad smell. Ok. Allora, stiamo attenti a mettere il lato del pelo che si intravede nel lato del legno, quindi io con gli occhi devo vedere la parte interna. Ok. Quindi controllo se effettivamente ci siamo, vedo di dare un po' di caratteristica di eleganza, quindi la pelle ha tante forme, di farle venire il lato più oscuro nella parte di sotto, ad esempio, secondo la mia fantasia. Sì. Quindi io vedo cosa posso realizzare.
quindi questo diventa il di sotto e questa è la parte del grasso. Va bene? Mi asciugo le mani che altrimenti mi scivola. Non andare un po' più dietro, perché sennò non lo riesco a riprendere. Si mette uno strato della stessa colla nel legno, così aiuta, oltre alle graffette, ad ancorare il fissaggio della pelle. La colla è molto importante perché non fa sfiatare la pelle dal legno, quindi la cassa armonica diventa molto importante. Se io metto le graffette o qualsiasi chiodo senza la colla, purtroppo ci possono essere degli spifferi tra un punto e l'altro. Ad occhio si mette al centro, come vedete Wait, la so pelle... this is, guys, this is one of the most delicate part of this working. Is going to put the sickle just in the middle of the skin. La pelle è all'incirca 5-6 cm tagliata più grande del legno, altrimenti non mi permette di realizzare la famosa spondina, quindi mi aiuta ad ancorarla. Poi la pelle in esubero viene tagliata dopo che viene fissata. Adesso io ho stabilito un punto nord che potrebbe essere il centro dell'impugnatura e vado a spillare. Poi la tiro leggermente a sud. Mi metto verticalmente in questo ferro grezzo artigianale realizzato apposta per questo e fisso. Poi me ne vado a est, tiro leggermente e fisso. Poi me ne vado ad ovest, tiro leggermente e fisso. Il tamburo già ha formato 4 lati. Adesso si monterà sempre al centro, al centro, al centro. Andiamo al centro qua. So everything starts from the center. After he fixed the 4 poles, north, south, east and west, now is fixing the medium points in the center. Con questa mano vado tirando perché vedete questa che si muove, quindi si deve tirare e bloccarla. Quando poi la pelle si asciuga non si sposterà da questo e la pelle tende a tirare e suonerà sempre, per questo suonano i tamburi. So while he fixes it, he pulled the skin, and so it's becoming very, very soundy. Guys, could you please write in the comments if the connection is good, if the video is clear? Because we are inside the laboratory. Poco fuzzi. Non è proprio So niente. it's better you stay outside, because the connection is no good. We are in a laboratory, so it's better you stay outside. What do you think about this job? He's a master of drums. Guys, do you think it deserves to be involved in our project? I think so. Is the connection better now? Because Rosella is outside now. Write in the comment, please, because we don't know. È stata tutta ancorata, ora col martello
diamo un'ulteriore spinta al graffetto che va a schiacciare la pelle, così per tutta stanotte stanno in un'unica anima, così diventa un unico pezzo. Domani mattina alle 7 venite che lo proviamo. Vediamo come Vi ricattate, vi chittare ormai, quindi he's inviting us to come again here tomorrow morning, and we will accept the invite. Sì, hanno scritto che qua si vede meglio. Ora tagliamo la pelle in esubero, e la pelle in esubero non si butta perché si realizzano i tamponi più piccoli al mondo. So Fabrizio's garbage is always empty. He don't throw anything. He uses the extra skin to make the smallest drums in the world. Questo poi si conserva. Si pulisce la colla in esubero, perché adesso realizzeremo i piattelli, magari ne faccio due, pronti ce li ho perché li devo montare veramente, che questo po' spedotto, ci mettiamo una passaneria e partenza. Domani questo parte per Salerno. Quindi io sto proprio lavorando, cioè sto facendo, oltre a farlo veramente, è un tamburo proprio già commissionato questo. Perhaps Kitty Picardo is watching us. He said he's selling this drum to someone in Salerno. So, Kitty, your hometown. Guardate quanto è bello, guardate. Oh, look at Bellissimo. La pelle sono stato bravo perché non c'è nessuna ruga, perché se non le Vieni un po' giriamo, più vicino che così lo facciamo vedere. la pelle è uniforme al cerchio, senza nessuna ruga, perché l'arte è per la montare. Io ormai ho 25 anni che vedevo, cioè non è impossibile, ma ci vuole un po' di tempo per... Bravissimo! And we are very proud of you, Fabrizio! Fabrizio is a master. Fabrizio makes an excellent job. We didn't say, for example, he used the glue before using the iron because he had to seal all the drum to have a perfect sound. Allora, adesso vi farò vedere la realizzazione di qualche sonaio, poi pronti ce li ho. Falla vedere, gira un attimo verso di qua, così io dico che questa è la latta. Oh, look at the tomato sauce can. Ah, wonderful. In the meantime, Ganchi is getting dark. So beautiful, so picturesque. It's amazing. And look at the moon Guys, over let there. me say something. Guys, did you see the conjunction between Jupiter and Saturn? I did it. I saw it yesterday with my small telescope. Wonderful. And I'm pretty sure that's the sign of the renovation, of the future, of the good life for everyone. So, perhaps you are still in time, look at East Pole and see a brilliant, very brilliant star. It looks like a brilliant star. Actually, they are two planets very, very close together, Jupiter and Saturn. Something special. Last time it happened was in 1600. So this is a good sign for
all of us. Donna Naples, right, yes. Allora, con degli attrezzi artigianali, questo era un ferro da buttare, ho realizzato un compasso alla misura di 2,5. Ah, sono due ferri, uno. Due ferri. Lei saltate alla Perfetto. Oh, due ferri a 2,5. 2,5 per 2 diventa 5 cm. Noi metteremo piantine da 5 cm. Fantastico. Fammi tradurre. Oh. He invented his own tools. This is an iron. How do you say? He solded 2 irons to make a compass. No, compass is not the right name. Compass is a bussola in Italian. Just to make the disc, he uses this iron to consider the right distance between the holes. Questo fa sì che noi avremo perfettamente il centro del piattello, senza misurare, perché il compasso è stato inventato per questa operazione. Come si chiama il compasso in inglese? Si sta scaricando, prendi il power bank. Vai, tranquillo. Ancora deve suonare. Tienilo pronto. Qual è questo? No, sapete, è l'S9 che si sta scaricando. Allora, abbiamo fatto una fila, ora la tagliamo. Un attimo, perché stiamo Sì, mettendo quando siete la pronti? connessione tra poco. Quando siete pronti? Io nel frattempo tolgo gli attrezzi in super, facciamo Allora ti conviene che lo levi il gimbal, se no non so perché. Guys, wait a moment because our phone need to be charged. Okay, perfect. We had a power bank to recharge our phone. We already knew it. It's a long live broadcast. Bravo Gianca. Because before to end this live broadcast, I would like to listen to Fabrizio, of course. Quindi con pochi attrezzi, con un trapano, altrimenti si prendeva un chiodo e si realizzava in un ceppo di legno il centro, una forbice da lattoneria, la latta di pomodoro e stiamo realizzando dei suoni, delle suoni. Adesso verranno bruciati con un cannello. Prima c'era un antico focolare e battuti in un ceppo in questo coso di quercia regalatomi da un amico. Thank you, Donna. Compass is very easy. It's the same. Yeah, compass. No, because I'm ignorant. I knew that compass is the device to know the astronomic point, just like the North Pole. I didn't know that compass is the same name for this, because in Italian we say compasso. So I thought it was how do you say, a false familiar, a false relative. Compass. Look at that. Ah, tu sei meglio risotto. Questo si butta. It's better than Giotto. Guys, do you know Giotto, the painter who made excellent, perfect circles? Perhaps it's better than Giotto. Look at that, Rosella. Be closer. Go closer. Facciamo vedere questi cerchi? Perfetti. Sì. Perfetti. Allora, i cerchi non sono tagliati perfetti perché non sono fatti con lo stampo. Però Questo fa sì, è fatto apposta, che ogni piattello abbia la differenza un suono differente. diverso perché sono un po' distorte. Questo fa sì, le cose artigianali, ecco. So actually it says is circles, is round shape discs are not perfectly the same because they have to sound differently. Ora col cannello che fai? Ora si riscaldano che diventano viola e verranno battuti. Ah. So now he uses the flame to
to soften the discs before beating them. Ecco, cambia colore, They are changing color. diventano viola. When they become Io mi sposto che lo prendo Violet. tutto, poi si spegne il cagnello, okay, si prende con la pinza altrimenti e si batte velocemente sul ceppo di questo. so after they become violet, Si sente anche la puzza del fruggiato che è bellissima perché c'è il contatto del metallo nel legno. Minchia, bellissimo. so everything is natural. Adesso sto modellando un dischetto a mio piacere. Is modeling the disc at its taste. Oh. Ah, guarda. Aspetta che sono questo pure. Te lo tieni un attimo tu questo? Sì, sì. Ora facciamo l'altro, si preoccupa. Ah, questo era bellissimo da registrare. Si controlla che tutto vada bene e abbiamo realizzato il piattello battuto a mano. Bellissimo. Se non buttiamo per terra si sente. Vai, buttalo, buttalo. Wow, beautiful sound. Ora ce la fai. Guarda brutto. Se volete ne possiamo fare un altro. Ah, io ce li ho proprio. Perché No. Un altro solo, dai, sì. Una, perché io ce li ho che ne devo One fare. more disc. Ne facciamo un altro per la signora. No, per lui è brutto, la signora Io sono è più bella. brutto. Ah. Ma no per la signora. Fai un bel video, Gianca. Per i nostri I nostri fans, followers, ci sono 16.000 followers in questo gruppo. con piacere. E allora facciamo per loro. Si vede il colpo di martello? Questo fa sì, siccome il legno è morbido, serve ad incasare il colpo, altrimenti non può venire battuto. Se lo facciamo in un metallo, in un incudine, il martello rimbalza perché il ferro è duro, non è morbido come il legno. Guardate che è bellissimo. Avvicinati. Hai visto? Non si vede purtroppo bene. Vediamo se suona. Perfetto. Funziona. It sounds good, very good. This is a test. Ora montiamo i dischetti. Fabrizio, posso chiedere una cosa? Sì. Questo è quello più grande che hai realizzato in vita tua o ne hai fatto No, altri più l'ho grandi? fatto di 1,40 m in pelle di vitello a Catania su commissione perché era molto particolare. So, I asked Fabrizio if this is the biggest drum he ever made. But he said, no, I made another drum, a bigger drum. That in the picture. It's about, I don't know, in inches, it's about Rosella. 1 meter and 50 centimeters. He made for someone who asked him in Catania to make the drum. So they are of course ready discs. Questo è alluminio, giusto? Sì. No, la latta, no, ferro è. È ferro. Ferro, ferro è, infatti purtroppo fa la ruggine perché è grezza, è scarsa la cosa. Okay. So I was Poi c'è wrong. l'ottone che costa 20 euro un chilo, questo non fa la ruggine. Okay. So È let molto me. forte, è molto antico, medievale l'ottone, però costa 20 euro a chilo. So he says I was wrong because I thought the discs were in aluminium. No, they are not aluminium. He says they are iron. That's why iron makes oxidation. If you want,
you can use the copper too, and copper doesn't make any oxidation. That's the copper drum. Adesso tagliamo le linguette di fil di ferro che ospiteranno, servono a far danzare i piattelli faccia con faccia dentro la finestra, in questa maniera qua. La finestra è stata fatta 1 centimetro più grande del diametro dei dischetti, altrimenti non possono roteare dentro la finestra. A me essere bravo. So now we use the filiferro in Sicilian. It's the iron wire. Iron wire connects two different discs, and it says just like they are dancing to make a beautiful sound together. Filiferro. Conoscito filiferro. Facciamo una linguetta, io ho il segnale con i dentelli ormai. Quindi... So of course he knows, after a long career, he knows the right distance to bend the iron wire. I think you can come closer a little bit. No, we lost the connection when they cannot see. They wrote this. Oh, it's a pity. No. So perhaps they missed a lot of work. E introduciamo, quindi faccia con faccia, altrimenti non li mettiamo al contrario, altrimenti non suonano. Non suonano. Perché si Puoi vanno zoomare. a sistemare, si mettono faccia con Zooma un po'. faccia. Prendi il gimbal faccia. magari. Ci siamo? Aspetta che ti zooma così, Sì. perché purtroppo non si vede la connessione, si perde se entra. Vediamo così. Quando siamo pronti i progetti. Ok. Vai. Ah, guarda lì che meraviglia. E ora lo fissi alla... Si piega verso l'interno, Sì. si taglia la parte in esubero. Did you see it? Minchia, però bravo. Yes. È bravo, Una serie cane. Io pensavo che scherzasse, invece è vero bravo. Ti stanno facendo tanti complimenti, Grazie. Fabrizio. Ricambiamo Merry Christmas. Ciao caro. Questo è il mio hobby, quando non faccio niente faccio tamburi, non fumo, non bevo, mangio tanta pasta e faccio i tamburi. He says he has no vices. He doesn't smoke. Che altri vizi non hai? Solo questo No, mangio mezzo chilo di pasta al giorno e faccio i tamburi, stop. So his only vices are pasta and drums. Togli la mano, siamo zoomati. Non posso fare in continuazione, però il soggetto è lì. Poi la prossima volta ti vengo a fare un video professionale, perché col cellulare purtroppo lo vedi, con la connessione cade, è un Non ti problema. preoccupare che ne ho milioni, non ti preoccupare. Poi diventa Rete tedesca, ora Lo so. lasci la notizia. Fabrizio, ci devi suonare qualcosa naturalmente. Ora finiamo questo, ci metteremo una passapaneria di stoffa che serve a coprire la cucitura della pelle, poi facciamo finta che il tamburo si è asciugato, ne prendiamo un altro e poi ne proviamo un altro senza piattello e poi ne apprezziamo come lo qua. It's very funny. Is there anyone who knows, who understands what Fabrizio says?
Martina, grazie, non mi muovo. Ho capito che capiglia meglio internet, se già su Ringia non piglia più. Figlia, poco. Questo mestiere che ti ha insegnato? Nessuno, la passione. Quindi tu sei l'unico, uno dei pochi esempi in Sicilia, perché noi di solito quando andiamo in giro tutti ci dicono questo mestiere l'ha insegnato mio papà, mio nonno, tu invece non hai mai... Mio padre è più confuso che altre cose, qua nessuno me l'ha insegnato. Se ci deve nascere, basta. Poi giustamente, grazie all'aiuto del musicista, il sto portoso, io lo facevo a 6 cm, guarda, falla 8 che la mano entra meglio, quindi anche con l'aiuto teorico e pratico del musicista che mi ha aiutato a realizzare un ottimo tamburo. Non è che sono arrivato in già, però sbagliando, il primo portoso faceva a 6 cm, i piattelli li faceva a mozzo, quelli 17, mica l'orto veniva a 12 a 13, invece un professore fai 3-14, un lusaccio, questa è la formula. Quindi 3-14 per realizzare la simmetria uniforme nel tamburo, giustamente. Quindi grazie all'aiuto degli amici, quindi lo devo dire io, non è che posso nascondere. Posso parlare? So I asked Fabrizio if this job comes from his father or his grandfather, and he said no. Nobody taught him how to make drums. Only his passion, only his will. So since he was a child, he decided to make drums. Only with the help of some musicians who recommended some improvements. For example, the distance between the discs. He said the formula to make the perfect distance between discs, and many other suggestions. But he had no teachers at all. So it's one of the few cases in Sicily, because we used to hear, oh, I had my grandmother, I had my grandfather who taught me how to make this and this. He had no teacher. E quindi è ancora più bravo. Grazie. So it deserves a very, very big congratulations for this. Voilà. Voilà. Adesso metteremo un bordino così a caso, verde speranza. So now we use serve solo a coprire la cucitura. Questo col suono non c'entra niente. Okay. So he's putting some clothes above just to cover the part when the skin meets the Stofo, passa la via stofo. meets the drum. Io ho preso quello estivo. No, non è quello leggero, è quello tipo imperfetto, è leggero. Abbassa il power bank. Si perde la connessione. Ci metto uno strato di colla. Si comincia, diciamo, dalla linea dell'accavallamento del legno. Sì, certo. Così poi la copre. Si dà un colpo di spillo che qua non si vede. Ok.
Poi invece metteremo un bracciale antico dove si vede, per Bravo. dove si chiude, là Bravo. facciamo figure. Bravo, bravo. Si tira, bella tesa, poi la colla aiuta a fare la sua parte, ma il 90% già deve partire già bella tesa. Perfetto. Poi facciamo anche una leggera, Incollatura alla fine. sì, ma Proprio giusto per... lo pieghiamo così non si sfilaccia, come si dice in italiano. Sì, Non sì, fai sì. fili. Non si sfilaccia, giusto. Gli fai l'oro, il bordino. Bravo. E si mette questo punto che lo va a chiudere. La colla diventerà poi trasparente, quindi pure che c'è qualche sbavatura non si vede più. Ora manca la cosa più importante, la firma. Adesso con un cannello ho una F realizzata da un artigiano, la F di Fabrizio, dove mettere il timbro, perché ogni tamburo, come tutti i quadri, gli artisti li firmano, anche i miei strumenti, io voglio che si firmino. E mi pare giusto. So he's going to put a signature. Questa è la F. Oh, look at this. Come closer, puoi avvicinarti un po' qui, Fabrizio, perché se entro si perde la connessione. La F Ok. di Fabrizio, che verrà riscaldata con un cannello. His own sign. His own personal sign. Questo procedimento si fa sempre davanti al cliente, che è molto bello, io li potrei firmare prima, ma piace farlo In diretta. in diretta. Esatto. Quando il cliente può praticare la bottega, quando in questo caso verrà spedito lo faccio per con mio nonno, con i miei amici. Bravo. Ti ringraziamo, questo è bellissimo quello che stai facendo. Trademark, thank. The trademark. Lo chiamano trademark questo. Questa è la garanzia. Come i frigoriferi, più di 2 anni però con il Fabrizio. Bravissimo! Io non posso applaudire. I can clap, but bravissimo! Poi si firma anche col pennarello per mettere la data. Oggi è il 22 12 2020. Quanti due ci sono? Assai. Ecco, quindi si firma anche e poi si prova. Facciamo finta che questo si sia asciugato e ne proviamo un altro. Quanto tempo deve passare? Ma perché sia- giustamente se c'è freddo ci vogliono quei 12 ore, 20 ore, 24. Quando c'è il caldo, una bella serata, già possibilmente il tempo che la fai, 2-3 ore, già potrebbe essere pronto. Adesso Posso dirlo? proviamo questa foto. Aspetta che glielo dico. So, he made the drum and he said, it's not time to be played. We have to wait at least 12 hours. And now he's going to play a ready drum. Aspetta. Dammi il power bank. Vieni. Ok. Cerca di metterti più a destra possibile. Pronti? Vai. Allora. Il vento.
tamburo alla voce, poi si deve tirare fuori. Bravissimo! Funziona. Ora proviamo uno più grande invece. Look at that. He's taking the big one. Wow. Negli antichi boschi, questo antico richiamo ancestrale di 8000 anni fa che batte il cuore come se fosse un tamburo. Le onde del mare. Sea waves. Bravo! Bravissimo! Bravo! Guys, what do you think? Hai un talento incredibile, ci scrivono. Grazie. Guys, what do you think? Sei bravissimo. Say something. I'm amazed. I'm touched. C'ho i brividi. Ma poi Anche il tavolo suona. also the table sounds. Ma meraviglioso. Io non ho parole, perché guarda, non immaginavo che quello grande facesse questo suono. Con me non si scherza, quasi in Sicilia, già dimenticato. Ma quello è un suono che ti entra Il dentro. primo suono, infatti ne faccio tanti a tanti dottori per la musicoterapia, i malati di Alzheimer, Down, se ne fanno milioni, tantissimi dottori, addirittura. No, let me say this. Let me translate this. No, questo lo devo Sì, dire. So, I didn't expect the second drum sound. It's amazing. And he confirmed that's, how do you say, something magic? Used in the music therapy, I don't know if it's right, to cure Alzheimer patient, people who suffer of Alzheimer. Sì, se uno si chiude gli occhi e sentite questo antico ritmo,
Bravissimo. I'm speechless. I think this sound came into my heart, in my body, in my bones. Come si dice risuonare? Si risuona. Questo è antico... Ancestral. Ritmo ancestrale. È Battito, in battito. risonanza col corpo. Sì, col corpo, esattamente. So, I don't know. Dentro il corpo. I don't know how to explain. Please forgive my English, but I think the frequency of drums is similar of the frequency of the body. That's why drums have a healthy feature. It can cure sick people. I'm touched. You can understand how I feel now because it's incredible. I'm sorry that you don't realize you can hear the right sound because this is an internet connection and we can bring you this sound. You should be here in Sicily to listen the real sound. It's unbelievable, guys. Sono senza parole, gli ho detto che non lo possiamo tradurre con una diretta perché la diretta non può mai tradurre, gli ho detto devo venire qua a ascoltare. So you have to come here in Gangi to listen to Fabrizio. La capretta che fa beh, nelle mie mani fa boom. Boom! So he said, usually goat says beh. With his hands, the goat says Fabrizio, sei un grande, non ho parole. I think he's a great Sicilian. Sei un grande siciliano and we are proud to be Sicilian because Fabrizio make us proud. Ci rende orgogliosi. Quello che non si può esprimere con carta e penna, a volte si esprime con l'arte. Siamo degli artisti, quindi è giusto farci conoscere, far conoscere il nostro carattere. Io trasmetto il mio carattere attraverso i tamburi, i miei figli. Questo è qua. Aspetta un attimo, Gianca, che vado a mettere di nuovo questo qui. Si è caricato un po'? Un po' sì, perché è Say difficile. sorry to our followers. Yes, sorry. She's using again the stabilizer, the gimbal, so don't Okay. worry about it. Okay, now we have a stabilizer again. She recharged the batteries. So I was thanking Fabrizio for what it made, for what it makes every day. It makes us proud to be Sicilian. He's a great Sicilian and he deserves the best. So if you come to Sicily, not necessarily with us during our tour, if you come to Sicily, don't miss the possibility to visit him in Gangi and watch how he makes drums and how he play drums. I didn't realize, non sapevo che tu fossi così bravo. Passione, quello che ci rende la passione. Not only a good worker, also a good musician, a good player. Veramente, bravo. Mi sono emozionato. We are touched. Of course, Fabrizio is involved in our project. I can say now. He's one of the few Sicilians who deserve to be involved in our Sicily Lover project. Va bene, noi finiamo qui adesso. Sì, giusto? andiamo lì, facciamo un saluto e ripassiamo, Vuoi uscire Fabrizio. con noi così salutiamo Sì, tutti? sì, ci facciamo ad via magari. Dai, basta. Giubbotto mi hai pigliato? C'è feed. Allora, Rosella. Fabrizio, saluta un attimo che così noi poi li Infatti, salutiamo. Poi ritorniamo. 5 minuti e torniamo, il tempo di salutarli. Say hello to the world. Di qualcosa, quello che ti pare. I love Sicilia, vi aspetto numerosi a Gangi Palermo, la capra canta. Ciao Fabrizio. Another caravan. It's full of cars today. And this is a narrow street, just one car can pass through. No space for me. Yes! Look at me. Oh! Typical Sicilian hat. Coppola. Fabrizio, è So, stato un guys. piacere. E allora, grazie ancora. Facciamo Ci vedere. vediamo tra poco, Fabrizio, è il tempo di salutare. Ok. Ok, mi metto da questa parte.
Dove sei tu? Vogliamo salutare da qui? Sì? Guys, I hope you enjoyed this long broadcast from Ganji. My hands are frozen because Aspetta. I keep the camera and my hands are frozen. No, Rosella exaggerates, Rosella overstays. Yeah. No, no, no. She's cold. Don't touch me, please. Why you touch me? So it's cold, but not cold enough to cold our hearts. Yes, this is Our true. hearts are overwhelmed with joy to have spent a great time here in Ganji and to have been in the company of Fabrizio, a great Sicilian. Again, I say it's a great surprise for us. I didn't know Fabrizio. Rosella met him in August, Yes. last August. I didn't know Fabrizio in person, so it's my first time. I can listen to the amazing sound of his drums, and we look forward to being in the position to be with you here in Ganji, and perhaps watch Fabrizio's show, because as you can see, he's also a great drummer. Yes, it is. And don't forget to watch our stories on Instagram and Facebook. Now we are going to upload some stories. Yeah. And Yesterday night, last night, I upload the video regarding the Sicily Lovers Christmas Party. Yeah, with Maria's recipes. And what else? Tomorrow we will be on the run again. We have to say- another village. Yeah, now it's time to say. Because if you have roots in Santo Stefano di Camastra, it's time to enjoy your ancestors' town. So tomorrow we will show you how people in Santo Stefano di Camastra make wonderful potteries. Yes. So it's all now. Yeah. And so it's time to say bye bye. Enjoy the rest of the day. It's late evening here in Sicily, and We love you. Stay strong, stay positive, and see you See you soon. tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow from Santo Stefano di Camastra at lunchtime, Italian time. Yes. Ciao. We love you. Love, hugs, and kisses from Sicily. Ciao, ciao, dear Sicily lovers. Spread the love for Sicily all around the world. Vabbè, Ciao. girala. Girala.